Il maltempo dei giorni scorsi ha portato intense precipitazioni sulla pedemontana e neve in montagna, con danni e disagi per la circolazione. I vigili del fuoco sono intervenuti infatti per alberi caduti o pericolanti a Mussolente, Rosà, Bassano e Borso del Grappa. Le piogge sui rilievi hanno comportato anche un repentino innalzamento nella portata del Brenta, che è rapidamente salita fino a 250 m3 al secondo nella tarda mattinata. A Bessica di Loria il vento ha battuto le protezioni del cantiere della deviazione stradale creata a seguito dei lavori della pedemontana. La rete viaria minore ha subito gravi rallentamenti a causa della pioggia e sulle strade principali del Bassanese si sono create lunghe colonne di auto e camion smaltite solamente in tarda mattinata. Sull'altopiano si è rivista la neve che stavolta è scesa a imbiancare anche i paesi. I centri storici di Asiago e Gallio si sono ritrovati sotto una coltre bianca fin dal primo mattino, anche se lo strato di pochi centimetri è stato cancellato dal rialzo delle temperature. Sulla parte sommitale del massiccio del Grappa, invece, la neve rimarrà quasi di sicuro fino a primavera. Per ora la perturbazione è passata, ma già dai prossimi giorni il maltempo potrebbe tornare a flagellare tutta la zona con precipitazioni anche molto intense.